Buonasera, edizione straordinaria, ultima parte di tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti sull'emergenza coronavirus, coronavirus che accanto all'emergenza sanitaria con il passare delle settimane ha provocato anche una profonda emergenza economica che si sta cercando di affrontare a vari livelli, ma che i cittadini stanno pagando in modo molto profondo. Ci colleghiamo con Alessandra Gava, segretario provinciale del Sunia di Treviso. Buonasera e grazie per essere con noi. Grazie a voi. Grazie. Ripercussioni, una crisi economica che appunto sta coinvolgendo i cittadini e questo si vede anche sulle difficoltà, immagino che ci sia nel far fronte ai pagamenti puntuali degli affitti, cittadini in crisi. Qual è la situazione? Allora guardi, gli inquilini sono i sempre e i soliti grandi assenti, nel senso che anche nell'ultimo decreto governativo che ha in qualche modo aiutato perlomeno gli affittuari di affitti commerciali a in qualche modo sostenere il pagamento dell'affitto, nulla ad ora è stato fatto per aiutare le famiglie che abbiano case in affitto. La preoccupazione è molto elevata e molto grande, anche perché ci sono situazioni che già prima di questa emergenza erano delicate e da sostenere e naturalmente in questo momento sono deflagrate tutte le varie sensibilità e le varie fragilità. Che misure sono state prese, o meglio, è stato possibile in qualche modo andare incontro a questi inquilini in difficoltà, rivedendo il canone o posticipando magari il pagamento in questi casi di emergenza, quindi di forza maggiore non dovuto ai cittadini proprio per la situazione? È possibile fare qualcosa in tal senso? Allora, dal punto di vista della legislazione, ad oggi non è cambiato nulla, quindi per quanto riguarda gli affitti abitativi, gli inquilini, dal momento che possono continuare ad utilizzare l'alloggio nel quale naturalmente vivono, sono comunque tenuti a versare l'affitto, la pigione. La cosa che è stata fatta è quella di rimandare al 30 settembre le azioni di sfratto e questo che cosa ha determinato? Che cosa determinerà? Un aggravio anche di alcune situazioni personali e familiari per quanto riguarda i proprietari degli alloggi, dal momento che l'unica cosa che si può fare in questo momento è cercare un accordo con il proprietario per arrivare ad un abbassamento dell'affitto, quindi basandosi sulla buona fede, sulla correttezza e anche su una forma di solidarietà sociale. Questo però capisce che è una questione molto personale ed è una trattazione che naturalmente noi come Sunia, insieme all'Associazione dei Proprietari, stiamo portando avanti. Devo dire che anche in questa situazione i rapporti di fiducia e di correttezza che negli anni si sono consolidati con le associazioni appunto dei proprietari ci hanno permesso di arrivare a delle linee guida che quindi ci permettono di tentare una rinegoziazione dei contratti di affitto che però, ripeto, è una questione basata sul buonsenso e in qualche modo sulla generosità personale. È evidente che la generosità del proprietario potrebbe essere, e anzi dovrebbe essere sostenuta da un'azione forte di governo, quindi governo centrale, ma che poi dovrebbe essere amplificata dal punto di vista regionale e comunale, che permettesse ai proprietari di avere un aiuto nel sostenere a loro volta gli inquilini che non riescono completamente a pagare l'affitto. Ok? Quindi noi chiediamo fortemente che ci sia il riconoscimento di un fondo che permetta agli inquilini di riuscire a far fronte alle spese del pagamento dell'affitto, in modo tale che i proprietari possano riconoscere una rinegoziazione del canone. Avete qualche caso particolare che vi è capitato di dover in qualche modo trattare, naturalmente mantenendo la privacy dei soggetti coinvolti, ma che vi ha particolarmente toccato per la delicatezza, la gravità della situazione? Guardi, purtroppo ci sono delle casistiche abbastanza tipiche che ci stanno capitando in questi giorni. Ci sono persone che sono in cassa integrazione e che magari, appunto, come sostenevo prima, già prima dell'evenienza dell'emergenza sanitaria
avevano situazioni al limite dal punto di vista economico. È evidente che la riduzione, anche magari non consistente, del reddito ha determinato una incapacità nel pagare l'affitto. Molto spesso poi queste persone si vergognano di richiedere un abbassamento dell'affitto, perché in qualche modo giustamente hanno sempre la dignità, cioè dicono: ma se io ho da lavorare, ma se io potessi verserei. Ecco, e quindi ci sono poi situazioni in cui abbiamo anche degli alloggi che non sono propriamente a norma, magari hanno anche problematiche, ad esempio come muffa, sono alloggi diciamo vetusti, nei quali magari vivono delle famiglie con bambini piccoli. È evidente che la possibilità di usufruire di questi alloggi è collegata alla possibilità di uscire, no? Quindi di passare delle ore anche all'aperto. Questo naturalmente, vista l'emergenza, è stato naturalmente impedito, e quindi abbiamo avuto anche dei casi in cui diventasse quasi impossibile continuare a vivere negli alloggi e fra l'altro anche molto difficile intervenire con i lavori di manutenzione, perché non c'erano regole molto chiare sulla possibilità di spostamento e di effettuare che lavori e in quali casi. Ci sono arrivate tante richieste di approfondire un aspetto in particolare, Alessandra Gava, in questi mesi, da quando è iniziata l'emergenza e quindi c'è stato un ritorno magari in famiglia appena è scoppiato il tutto, di ragazzi che studiavano magari fuori sede ed erano in appartamenti in affitto, e molte famiglie ci chiedevano: ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a pagare l'affitto? Possiamo trattare, diciamo, ecco, a loro che cosa diciamo? Si deve trattare. Allora, ecco, questa è una delle altre situazioni di grande e di estrema sensibilità, dal momento che appunto le famiglie hanno un aggravio economico molto spesso importante nel pagare l'affitto per i figli, i quali paradossalmente devono stare a casa e quindi neppure seguire le lezioni. In questo caso, anche in questo caso ancora, perché ripeto, il legislatore non ha ancora emanato delle norme chiare, e naturalmente la giurisprudenza alla quale possiamo rifarsi non è una giurisprudenza che può essere completamente applicata a questa situazione, dal momento che è una situazione del tutto nuova. Richiede appunto che ci sia una contrattazione tra le parti. Anche qui c'è da capire però se lo studente vuole continuare nel contratto d'affitto oppure se intende chiudere lo stesso contratto. Una delle cose che poi si possono fare è quella di richiamarsi alla negoziazione, e quindi l'inquilino anche può, ad esempio attraverso il SUNIA della città di appartenenza dello studente, della casa dove è lo studente, quindi se a Treviso è a Treviso, se a Ferrara è Ferrara e via dicendo, chiedere appunto un intervento di negoziazione per quanto riguarda il caso specifico. Io però sottolineo che non è possibile non versare il canone di affitto senza richiedere appunto una contrattazione, una negoziazione con il proprietario. C'è poi l'altro capitolo altrettanto delicato, che è quello dei commercianti con negozi, edifici in affitto nei quali svolgono la propria attività e al momento sospesa, chiusa, e magari non sanno ancora quando ritorneranno ad aprire le saracinesche. In questo caso cosa succede? Allora, in questo caso c'è stato da parte del governo un riconoscimento di un credito d'imposta per quegli commercianti che avessero versato il canone di affitto, cioè riconosciuto il 60% di quanto versato come credito d'imposta. Allora, questo per noi non è assolutamente sufficiente, dal momento che in qualche modo aiuta quei commercianti che hanno potuto versare
versare il canone d'affitto, tagliando fuori completamente invece tutti coloro che non hanno potuto versarlo, e quindi è un aiuto anche dato diciamo in maniera non accorta secondo noi, e fra l'altro una misura assolutamente insufficiente. Anche in questo caso è da ritenersi, da ricercare la contrattazione, dal momento che ci sono alcuni articoli del Codice Civile che richiamano la possibilità da parte del debitore, e quindi in questo caso del conduttore, dell'inquilino, di non far fronte al debito, che nel caso specifico sia il pagamento dell'affitto. Però dal momento che appunto non hanno potuto utilizzare il bene che hanno preso in affitto, perché non ci abitano, ma perché lo utilizzano per la propria attività. Però anche in questo caso la giurisprudenza in particolare è da applicarsi, e quindi c'è da capire che cosa poi e come verranno pesate le varie situazioni e i vari interventi personali. Quindi ancora una volta è assolutamente necessario che il legislatore consideri le situazioni e faccia chiarezza. Questo perché altrimenti che cosa succede? Che si continua a attribuire la responsabilità di trattare, di abbassare il canone dell'affitto ai privati. Quindi il proprietario che è generoso e che può permetterselo abbasserà il canone, l'altro non potrà farlo o non vorrà farlo, e quindi l'inquilino non sarà tutelato dal punto di vista oggettivo. Ecco, questo secondo noi è un vulnus che il legislatore dovrà assolutamente al più presto sanare. Grazie davvero ad Alessandra Gava, segretario provinciale del Friuli di Treviso, per averci fatto la fotografia. Prego, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo Prego. Soltanto l'ultima cosa che mi sembra molto importante. Prego. Allora, a livello regionale le associazioni degli inquilini, quindi il SUNIA, il SICET e le associazioni dei proprietari, che sono l'UPPI, l'ASPI e la Federproprietà e Confedilizia, hanno inviato il 28 aprile una nota al Presidente della Giunta regionale, all'assessore dei servizi sociali, all'assessore alle politiche per il lavoro e all'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, proprio per richiedere una particolare attenzione nei confronti appunto delle situazioni che ho appena rappresentato, e per far sì che il fondo per il sostegno all'affitto venga rifinanziato in maniera consistente e che diventi molto più veloce l'emissione del fondo stesso, perché in questo momento i cittadini tutti, e in particolar modo gli inquilini, hanno bisogno di denaro che arrivi il prima possibile e il più presto possibile nei conti correnti per poter essere utilizzato. Sottolineo naturalmente che sarà necessario vigilare in maniera particolarmente importante su tutte le situazioni, dal momento che purtroppo anche in questi casi non ci dovrà essere favoritismo nei confronti magari di qualcuno che diciamo diventa più furbo degli altri. Questo per una questione in questo momento di importantissima equità e solidarietà sociale. Assolutamente, grazie ancora, grazie ad Alessandra Gava, grazie per il suo intervento, per averci fatto la foto della situazione. Torneremo ad aggiornarci con lei se ci saranno ulteriori novità. Grazie davvero e buona serata e buon lavoro. Arrivederci, grazie. Arrivederci, noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta e vado subito ad Asolo a collegarmi con il sindaco Mauro Migliorini, mi verrebbe da dire sindaco infermiere. Buonasera sindaco. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, sindaco, in questo momento più sindaco o più infermiere? Sappiamo che è ancora in servizio all'ospedale di Montebelluna, giusto se non sbaglio? Sì, confermo, più infermiere che sindaco, diciamo un 70% contro un 30%. Allora, lei a marzo con un messaggio ha così comunicato ai suoi concittadini che si sarebbe allontanato per un po' da quello che era appunto il suo ruolo istituzionale, perché richiamato a svolgere il suo ruolo di infermiere nel pieno dell'emergenza coronavirus. Una scelta che aveva spiegato in quel video messaggio non certo facile. Sì, dopo la metà di marzo
sono stato contattato dall'azienda sanitaria ULSS 2 Marca Trevigiana che mi ha chiesto la disponibilità di rientrare in servizio a tempo pieno. Diciamo che ho avuto un attimo di, non tanto di perplessità, ma un attimo di pausa nella quale ho chiesto di concedermi almeno una giornata di tempo per condividere la scelta, in primis con la mia famiglia, poi con l'amministrazione comunale. Una volta che ho avuto l'appoggio da parte di tutta la mia famiglia e da parte dell'amministrazione, e quando parlo di amministrazione intendo sia il vice sindaco che la giunta comunale, ma anche il resto del consiglio e da parte dei dirigenti del comune di Asolo, ho fatto questa scelta di rientrare in servizio. Per quasi tutto il mese di aprile ho lavorato nella rianimazione Covid dell'ospedale di Montebelluna, che verso la fine di aprile però è stata chiusa come rianimazione Covid, ritornando una rianimazione normale. E giorni lavoro in direzione sanitaria e mi occupo del monitoraggio del personale sanitario a rischio di infezione, di contrarre l'infezione da Covid. Com'è stato l'impatto con una terapia intensiva, già di per sé un reparto difficile, ma sappiamo quanto i pazienti Covid siano pazienti molto delicati, ancora più delicati dei pazienti che solitamente entrano nelle terapie intensive? Assolutamente sì. Il paziente Covid già di per sé in un reparto normale o a domicilio, quindi sintomatici, necessitano di un'assistenza molto particolare, molto attenta, non solo medica ma anche infermieristica ed assistenziale. È una malattia nuova, anche se mai da qualche mese ne parliamo, però ogni giorno si scoprono cose nuove e ogni giorno sorprende. È una malattia nelle quali, grazie a diverse attenzioni da parte della comunità scientifica, da parte dei ricercatori, dei virologi, anziché altre tipologie di ricerche, si stanno testando, si stanno anche provando nuove terapie. E su questo la Regione Veneto è stata sempre molto attenta, molto avanti, sia per la prevenzione, sia per l'esecuzione dei tamponi, ma anche nell'organizzazione ospedaliera, nell'organizzazione delle terapie intensive e anche per la sperimentazione delle nuove terapie e dei nuovi farmaci. Il paziente che arrivava in rianimazione è un paziente che io ho definito, che definisco devastato. Devastato non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista psicologico e di morale, perché non tutti quelli che arrivavano in rianimazione erano già intubati, magari arrivavano coscienti ma sfiniti dalla grande fatica, dalla grande fame d'aria, dalla ricerca letteralmente del respiro. E altra cosa che mi ha molto sorpreso è che questo virus non va a colpire solo i polmoni, ma va a colpire in generale tutti gli apparati del nostro corpo, quindi del sistema cardiaco, anziché i reni, il fegato, il cervello, l'intestino, quindi una cosa molto particolare e, torno a ripetere, devastante, perché le persone che ne vengono colpite in modo pesante, in modo serio, le persone che arrivano in rianimazione e poi anche le persone che escono dalla rianimazione per la terapia subintensiva, per il ciclo di recupero con la fisioterapia, sono sfinite fisicamente, psicologicamente, mentalmente. Io potrei citare diversi casi anche di pazienti che hanno perso 15-20 kg nel giro di 15 giorni. E questo qui sta a indicare la lotta che il nostro organismo fa per sconfiggere questo virus, andando praticamente anche a mangiare qualsiasi tipo di risorse che trova al proprio interno.
Sindaco, io ho purtroppo poco tempo, però le faccio due domande alle quali chiedo di dare una risposta il più sintetica possibile, ma magari sono due domande scontate. Una è se ha mai avuto paura e l'altra se tornasse indietro alla luce di quello che ci sta raccontando, che è davvero molto, molto forte come testimonianza, rifarebbe e direbbe di nuovo sì, vengo a fare questo servizio di infermiere. Parto dalla seconda, assolutamente sì, tant'è vero che sto proseguendo con una nuova mansione. Per quanto riguarda la prima, paura no, perché la paura causa panico, ma massima attenzione sì. Quando ritornerà a fare il sindaco a tempo pieno? Ma tra qualche mese intanto dedichiamoci ancora a sconfiggere questa pandemia che non è scomparsa, che continua a serpeggiare anche nei nostri territori. Non con numeri eclatanti, però come viene ripetuto spesso, stiamo attenti con le nostre orecchie, con la massima attenzione e non diamo nulla per scontato. Anzi, continuiamo a seguire quelle poche regole dall'igiene delle nostre mani, all'utilizzo dei guanti, la mascherina e il distanziamento sociale. Un'ultimissima, chi sottovaluta il coronavirus pensando che sia, è ancora convinto che sia una banale influenza che vada a colpire solo certe categorie, che cosa se la sente di dire lei che ha combattuto e ha visto da vicino i malati Covid? Ma semplicemente lo porterei a parlare con qualche paziente che è uscito dalla rianimazione, così gli spiega esattamente cosa ha sofferto, cosa ha vissuto. Sindaco, grazie infinite davvero di cuore per la sua testimonianza e grazie per il suo impegno, il grazie che va a lei ma va anche a tutti coloro che stanno continuando a combattere negli ospedali contro il coronavirus. Grazie al sindaco di Asolo Mauro Migliorini e buon lavoro davvero di cuore per il suo impegno di questi mesi. Grazie sindaco. Grazie a lei e buona serata a tutti i telespettatori. Grazie al sindaco Mauro Migliorini, siamo davvero in chiusura, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.